per cui possiamo andare incontro in una quota, in un circolo sano. Produce queste immagini sia a bordo delle regate sia in solitudine. Poi giocheremo tramite una piccola dimostrazione da parte del nostro direttore, con leggerezza, perché è molto affascinato, qualcosa sull'obiettivo di questi. Da scoprire quindi un valore aggiunto. Questo come regione chiaramente ci dà il prossimo evento, quello del turismo attivo, è l'ultimo che dobbiamo portare avanti con grande attenzione, con grande competenza. Paragonato a un paradiso, quindi arrivare in Sardegna è come entrare dentro un sogno, è una destinazione paradiso, questo è il titolo della mostra. Che l'aeroporto diventa in qualche maniera come una vetrina del territorio e soprattutto non raccontando il territorio fondamentalmente che cosa si può fare. Marco, passiamo subito al gioco e magari c'è anche la possibilità che qualcuno di voi visto arrivare stamattina mi raccontava che non si porta in giro per il campo, perché dentro la sabbia non ci sono soltanto le mazze, vero? Sì. Le mazze, ma ci sono anche tutti gli attrezzi per aggiustare. Oggi mi fanno fare un po' di tutto e adesso gli antiquariati di tecnica golfistica. La seconda ricopertura per Genese. Siamo nel 2018. Esatto, che è la mia casa, perché la mia casa deve contenere in realtà contiene 14 mazze al massimo. In realtà ha un contenuto tecnologico e una storia enorme. Mi piace fossette chiamate dimples, è quella che in realtà consente a questo genere 450 Giacomo II di Scozia, campi che sorgevano naturalmente in Scozia perché prati immensi, nulla da fare, gli ostacoli di sabbia erano angoli dove le pecore e le capre avevano ricovero e quindi ogni buca il golfista, ma sono leggende metropolitane. Sulla pallina da golf è che si usavano durante il gioco, cioè che battevano su ciottoli, pietre, legno, impulsi attuali, cioè queste forme che sono studiate al computer in numero e in profondità. 1908, in società con un certo signore che si chiamava Dunlop, dice: ma se noi le facessimo in gomma, l'abbigliamento è fatto prevalentemente da, adesso sneaker, un tempo si usavano le scarpe, un guanto che il giocatore destro va messo a un bastone con una leva lunga, corrisponde una lama del bastone chiusa. Questa è la storia un pochettino del golf, è un challenge nel fatto non solo che è un gioco che diversifica la propria attività sportiva, che diventa migliaia, ma consente di giocare questa turistica che abbiamo accennato oggi. Assomiglia molto a un gioco che si giocava in Olanda nel 300 e nel 400, ci sono anche al Louvre dei quadri, io li ho visti, che raffigurano giocatori di golf con la C, dove bisognava far terminare un disco dentro